Si tornerà a scuola a settembre utilizzando plexiglass, divisori nelle classi e mascherine per docenti ed alunni. Siamo stati costretti alla didattica a distanza. Ho sempre avvertito preoccupazione per chi non poteva accedervi. Col nuovo anno scolastico l'obiettivo è tornare a scuola in piena sicurezza. La didattica a distanza può essere un'opportunità in più, ma dobbiamo ritornare in presenza. Lo ha detto il capo del governo Conte, che ha incontrato i rappresentanti del mondo della scuola, un incontro molto proficuo e per molti versi anche acceso, nei toni a cui hanno preso parte presidenti di ANCI e Conferenza delle Regioni Bonaccini e De Caro, i sindacati e tutte le associazioni che ruotano nel mondo della scuola. I sindacati hanno invece confermato lo sciopero programmato per lunedì prossimo con lo scopo di sollecitare il governo a fare le scelte necessarie e mettere la scuola al centro del programma del governo. Servono, hanno detto, risorse immediate per assunzioni straordinarie al fine di garantire la riduzione degli alunni per classe. Obiettivo non riguarda solo il distanziamento ma la qualità della scuola. Linea condivisa dalla ministra Azzolina, che ha dichiarato l'obiettivo è portare tutti a scuola in presenza, con particolare attenzione ai più piccoli che hanno sofferto maggiormente in questo periodo. L'obiettivo di riapertura a settembre è complesso ma è raggiungibile se ci mettiamo tutti attorno ad un tavolo ed oltre alle mascherine in formato ci sarà la possibilità di utilizzare la visiera anche per andare incontro alle esigenze di studenti con particolari difficoltà respiratorie. Critici i sindaci e presidenti delle regioni che attraverso l'ANCI e la conferenza delle regioni hanno dichiarato la riapertura della scuola comporterà molte criticità, bisognerà allargare i cordoni della borsa, bisognerà immediatamente avviare lo sblocco dell'assunzione di personale, interventi di edilizia scolastica, la riorganizzazione dei servizi di mensa e di trasporto, evitando soprattutto gli assembramenti nelle ore di entrata ed uscita dei ragazzi.